Quando il re aveva stato su chiesa, che il Signore lo aveva sbarracciato di tutti i nemici dell'intorno, il re gli disse al profeta Natan: Io tumo, io sono stato una chiesa di cedri e l'archia di Dio e gli so di una tenda. Natan gli rispondeva al re: Va e fas duce che ti sta in cura, che il Signore è con te. Ma però, da che stesse notte, la parola del Signore si faceva sentire di Natan così: Va dal mio famei David e disi: Il Signore al dischest. Paressis tu che ti fammi su una chiesa con di sta? Non hai mai stato una chiesa desornata che hai fatto venire fuori dall'Egitto gli israeliti fin come. Ma sei stato sempre un campamento provvisorio, so di una tenda e di un sottetto. Tutto il tempo che sono andato in denant con tutti gli israeliti, ho mai detto a un giudice, un di numero, che io avevi mettuto pastori dal mio popolo Israele, perché non mi faceso su una chiesa di cedri, per la quale tu diseras così al mio famei David: il Signore di Schiris al dischest, o so io che hai chiappato su dai passoni, da prove di spioris, perché tu fossi il sorrestante del mio popolo Israele. O eri con te perdut là che tu levis, o hai splantato dinanzi di te tutti i tuoi nemici, ti darai un gran nome, che ti metterà coi più grandi de terra. O destinerai un puesto per il mio popolo Israele, lo planterai lì, resterà in questo luogo, non sarà più sballottato, e i tristi le varranno finire di tibiarlo come parvieri. Anche modi quando io omettevi giudici sul mio popolo Israele, io ti delibererai di tutti i tuoi nemici, e il Signore ti farà grande, perché il Signore ti farà su una chiesa. E quando gli sto giornati saranno arrivati al colmo, e che tu ti sarai distirato coi tuoi vungs, ottenerai su da ora di te la semenza saltata fuori di sto svissaris, e rinforzerai il tuo ream. Alleluia, che mi farà su una chiesa per il mio nome, e la sua sente di re e sarà stabilita per sempre. O sarai per lui un pari, e lui sarà per me un figlio. Se fas al di mal, lo chiastierai con un bastone di uomo, e queste scolps che petin giù gli uomini. Ma non gli avrai per mai il mio benvolè, come che l'hai chiavata a Saul, che lo hai parato in bande per te. La tua chiesa e il tuo ream saranno sempre dinanzi di me, la tua sente e gli plantate per sempre. Natan gli contà a David tutti questi paraulis e tutti che aveva saputo. Allora il re David agli entrò e si sentò dinanzi al Signore e al disse: Qui so io, Signor Dio, e c'è la mia chiesa che tu mi vedi fatto arrivare tanto in alto, ma che alle anche mo masse poco per te, Signor Dio, e così tu slarghi le tue promessi alla chiesa del tuo famiglia per un avvenire lontano. Ve il destino dell'uomo, Signor Dio. Se potresti al dite di più David, quando proprio tu hai preferito il tuo famiglia, Signor Dio, per via delle tue parole e da ora il tuo cuore, tu sei stato in largo di fare al sapere al tuo famiglia. Perché tu sei grande, Signor Dio, non c'è nessun compagno di te e non c'è un altro Dio fuori di te, da ora che lo ha sentito le nostre sorelle. Andesa come il tuo popolo Israele, un altro popolo sulla terra, che un Dio si dilata a tirare d'unghie per fare il suo popolo, per dargli un gran nome e fa per lui robe grandi e tremendi, fa in cori denando al suo popolo gli arnassis e Dius. Tu hai plantato il tuo popolo Israele per che resti per sempre il tuo popolo, e tu, Signore, tu sei diventato suo Dio. Come, Signor Dio, mantén per sempre la promessa che tu hai fatta al tuo famiglia e alla sua chiesa, e comportati da ora che tu hai detto. Il tuo nome sarà portato per in secula, e addisaran il Signore de Schiris alle Dio parzore di Israele. La chiesa del tuo famiglia David e resterà salda dinanzi di te. Tu sei stato tu, Signore de Schiris, Dio di Israele, che tu hai spanduto al tuo famiglia. Io ti farai su una chiesa. E così il tuo famiglia ha lasciato il coraggio di fare queste preghiere. Proprio così, Signor Dio, tu sei Dio, e le tue parole sono verità, e tu hai promettuto queste robone al tuo famiglia. Indegniti allora di benedire la chiesa del tuo famiglia,
perché resti in pins denanti te per sempre, già che tu, Signor Dio, tu has dit che il tanto, e mediante tua benedizione, la chiesa del tuo famiglia e sarà benedetta per sempre.